come se avesse inghiottito un sintetizzatore Moog, dicono di lui. Questo singolare personaggio della musica pop è Alan Sorrenti, napoletano, 22 anni, studente universitario. Ha raggiunto con la chitarra una tecnica prodigiosa che ben si amalgama con le espressive modulazioni della sua voce. Con il suo pop, Alan Sorrenti riesce, senza stordire, ad entusiasmare le platee e lo ha dimostrato nei concerti che ha dato in tutte le città, comprese nella sua prima tournée nazionale. Fino allo scorso anno questo giovane cantautore era quasi sconosciuto alla massa. Oggi è già un nome della musica pop, una musica che sta invadendo tutta l'Italia. È esplosa inizialmente a Milano e poi ha conquistato via via Genova, Bologna, Torino e Roma. Roma negli ultimi tempi è diventata anche l'autentica capitale della pop music, tanto da essere considerata una delle tappe d'obbligo delle tournée europee dei mostri sacri. Basta ricordare che il Palazzo dello Sport dell'Eur si è rivelato negli ultimi tempi insufficiente a contenere la massa dei contaminati dalla febbre del pop e per poterli accogliere tutti è stato riaperto per il pop il vecchio Stadio Flaminio. Adesso la musica pop arriva a Napoli, dove dal 7 al 10 giugno si terrà il Festival della musica d'avanguardia e nuove tendenze. Lo stesso festival tenuto a battesimo 2 anni fa a Viareggio e replicato nell'estate scorsa a Roma. Questo primo appuntamento partenopeo con la musica pop coincide appunto con il successo personale che sta ottenendo Alan Sorrenti, il cantautore pop napoletano. Napoli è la città della melodia tradizionale. Adesso lei, Alan Sorrenti, un napoletano, figura tra i personaggi d'avanguardia del pop all'italiana. Come nasce la sua musica? Dunque, della melodia, della vecchia melodia, della tradizione melodica napoletana, penso di aver conservato qualcosa forse inconsciamente nel canto, in questo canto poesia. Per quanto riguarda la linea che io seguo, la linea musicale che io seguo, che possiamo dire d'avanguardia, ma definirei più che altro progressiva, cioè che cerca di andare oltre forme precise, quali il jazz o il pop o lo stesso folk. Non mi ritengo assolutamente un folk singer, per esempio. Questa mia nuova linea è derivata da una grande voglia che ho di esprimermi, cioè dal fatto di fare musica col cuore principalmente. E logicamente mi sono dovuto avvalere anche di personaggi e musicisti che entravano un po' nella mia orbita musicale, e questi sono appunto Dave Jackson al sassofono, Francis Monkman alle tastiere, e l'americana Tony Marcus, più altri miei collaboratori italiani, Mario Damo al piano e Antonio Esposito alle percussioni.